I migranti sbarcati in Italia e inviati nella nostra regione non si sono fermati a lungo sul territorio nazionale. La maggior parte di loro nel giro di pochi giorni se n'è andata per raggiungere parenti o amici nei paesi del nord Europa. Nessuno di loro, ci dice il prefetto di Venezia, è mai stato sorpreso a violare la legge del nostro paese. Noi abbiamo avuto complessivamente dall'inizio dell'anno ad oggi circa 6.000 passaggi di migranti che sono stati accolti, alcuni sono rimasti un paio di giorni e solo di questi 6.000 solo 1.800 sono, per così dire, in pianta stabile nei diversi centri di accoglienza, nei diversi piccoli alberghi. D'altra parte, rileva il prefetto, sono persone libere a tutti gli effetti, non possiamo trattenerle e ci limitiamo ad identificarle. Stessa tendenza a non fermarsi in Italia si registra in provincia di Venezia. In provincia di Venezia noi ne abbiamo 280, la situazione è questa, 280 che sono ospitati in diversi centri di accoglienza tra Mestre, San Michele a Tagliamento, Spinea. La nostra politica, prosegue il prefetto, è quella che mira a sistemare di volta in volta piccoli gruppi per evitare impatti negativi sul territorio. Ma ora in Veneto non c'è più posto. Le disponibilità qui in Veneto si sono praticamente esaurite, quindi non abbiamo altre possibilità. Ecco, l'unico invito che rivolgiamo appunto agli albergatori, la cosa potrebbe essere anche una risorsa